la gioventù comincerà per parlare di scuola in paese, che non ce n'è più. È sarrato, non c'è più scolare, bon, c'è un trasporto in Antabico, ma prima eravamo in 60 scolari. Si passava poco presso, ma non era mica più istruito di Sitelli. E dopo aiutavamo a Babbo, avevamo sempre qualcosa a fare. Babbo ti faceva l'urto, facevamo l'urto, l'aiutavamo a fare la legna, e andavamo alla castagna. Ma le castagne noi, a volte hanno appena più di chance di dire che a volte facevano assai a varina con la castagna, perché scavava le cara. Prima la castagna coglievamo la castagna per gli animali, per i porchi, per i summeri, per le ciotte, voilà. Perché la gente andava a cogliere le castagne, andava a cogliere le olive, cogliamo le olive, le olive c'è un materiale professionale per scuzzare l'oliva, mettere i filetti. Prima l'oliva la gamma scammaturata e la ciariamo, avevamo i ciarigliui. La ciariamo, scigliamo, cacciamo le casce, un po' a roba, avevamo anche un fragno qui, faceva l'olio d'oliva. Un più che mi dispiace di noi in Corsica è tutta questa usia. La gente era più accolta. Nei paesi la gente ce ne sono pochi qui, là non siamo più come prima. Prima si accoglievano la gente, si mettevano a posare in una panca, discutevano, contavano le vole, parlavano. E qui la gente di più vicini se li pongono bevitecchiano, cercano sempre a scartarsi. Voilà. C'è gente che è giunta in paese in vacanza e le persone mi dicevano, sono 30 anni ma vengo tutti gli anni. E persone che venivano in paese tutti gli anni, e persone nel mio paese che giungevano non ne sapevano mica. Non facevano mai un torno nel paese per bere. E a credere che c'è più nulla interessante qua. Un consiglio di stare un po' assente i più vecchi, perché quando li hanno i consigli parlo prima di me, parlo di me stesso. Quando ero con consiglio un giorno, entra da manca e sortirà dritta, non se ne sente nemmeno.